Buonasera da Giovanni Poggi, ben ritrovati a Praia Mare, penultima gara di giornata qui all'Appunto Cuore Beach Arena per quest'estate 2026, anche penultimo giorno a Praia Mare. Domani sarà ancora tempo di pool scudetto e poi ci sposteremo ad Anzio con la Serie Beach Soccer, non soltanto con la pool scudetto, ci saranno tanti altri eventi da seguire, non soltanto al maschile ma anche al femminile. In campo Samb e Pisa dopo il bellissimo match giocato e terminato pochi istanti fa con la telecronaca di Attilo Scuderi, il successo dopo i calci di rigore dell'Icere Lamezia 11-10, punteggio totale, 2 punti per l'Icere Lamezia che è salita a quota 4, staccando il Naxos che rimane a quota 0, mentre il Genova 1 punto a 7 pari al Napoli. Pisa invece a punteggio pieno, 5 giornate, 15 punti, eccellente anche la differenza reti, più 9, fin qui cammino perfetto, impeccabile nel recupero contro il Napoli 2 giorni fa, sempre qui a Praia Mare, e poi la vittoria anche nella giornata di ieri, la quinta, è giocata sempre qui a Praia Mare nella gara di Liuri 20 contro l'Icere Lamezia, terminata 4-2. Non sta facendo male la Samb, quinta con 9 punti nella classifica, come detto parziale, perché non tutte le squadre hanno all'attivo lo stesso numero di gare giocate, 9 punti in 5 partite, gli stessi dell'Ecoris Viareggio, del Città di Milano e anche dell'Ubic Catania, occasione importante per staccarli momentaneamente in questo sabato di grandissimo spettacolo anche sul canale YouTube Lega Nazionale Dilettanti. In posa la Samb, in posa il Pisa, che ancora fa festa a livello giovanile. È successo nella Coppa Italia Under 20 la finale, qui 24/25 ore fa il titolo 2026, primo storico per l'Under 20, un anno dopo l'amaro lasciato dalla sconfitta in finale contro il Viareggio. Gioia nerazzurra, tantissima per Mogavero e compagni. Mogavero fa parte del gruppo di Matteo Marrucci, c'è Bernardeschi, Bertacca, Hulk, Barsotti, Fazzini, Ardil, Datigna, Remedi, Casapieri, Pugliese, appunto Mogavero, e Remedi, Lucca col 21, col 27 Alessandro, mister Matteo Marrucci. La Samb con Giordani, Catarino, Onori, Jordan, De Baptistis, Capitan Gori, Curcio, Pompei, Fred, Barbagallo, Cameli e Angeletti, mister Oliviero Di Lorenzo. Hulk nel quintetto di partenza con Alessandro, Remedi, Fazzini in campo per l'Energy Pisa. In porta ovviamente immancabile Leandro Casapieri, dentro anche Luca Remedi. Eccoli 5 dell'Energy, mentre Bernardeschi, Bertacca in panchina con la casacca giallo-fluo. Anche già i 5 presenti della Samb schierati per questa prima centrata di proprietà del Pisa, che calcerà per primo all'Appunto Cuore Beach Arena, mentre Bertacca finisce di scaldarsi. Il capitan Barsotti resta lì a bordo campo pronto a indossare la pettorina. Hulk con la prima centrata a centrare il muro Samb. Primo attacco anche per la squadra di Oliviero Di Lorenzo, in panchina Gianmario Italiano ed Enrico Calvaresi assieme a Marrucci, Giacovelli e Fantinato, Silas Moreira. Un saluto anche a Peppe Di Giovanni, voce e volto del beach soccer, sempre live con noi, anche se a distanza lo aspettiamo ovviamente, e non mancherà, soprattutto per le finali di Scoglietti. Sempre consigli preziosi, utili in tempo reale, non se ne perde una al nostro Peppe Di Giovanni. Qui invece qualcuno è rimasto a terra, si tratta di Fred,
mentre Casapieri parla con i compagni, anche con i giocatori della Samb, con gli arbitri. Fred ancora giù a lamentarsi di un colpo subito. Gioco già fermo dopo 35 secondi. Arriva anche Gori a riportare la calma. Il fatto c'è, forse un pochino presto per cominciare già a stuzzicarsi, non soltanto a parole. Si riparte. Jordan. Fred con il petto, va giù, contatto, si gioca, si lamenta Remedi, va a dire qualcosa agli arbitri. Casapieri, Fred ancora giù, neanche un minuto giocato, Fred già 2 volte per terra. Eccolo, pescato dalla regia, dalla camera, presenzia Giampaolo Pasqualino, Andrea Puleo e Stefano Scuderi a girare, a regalare, immortalare momenti di questo bellissimo tramonto a Praia Mare. È quello che vuole lui, si fa sentire dalla panchina. Marrucci infatti ha già cambiato qualcosina nel suo quintetto, non vuole correre rischi riguardo a cartellini e addirittura anche potenziali rossi e potrebbero condizionare l'andamento della partita e potrebbero condizionare mentalmente l'Energy Pisa. In campo anche Barsotti, oltre che a Bertacca. Casapieri fa sul pallone, ritmi molto soft, Bertacca in verticale, l'anticipo da parte di Catarino, pallone che torna in possesso dell'Energy Pisa con il tocco lì dietro di Tommaso Fazzini. Casapieri, Fazzini con il petto giù, Casapieri, Gori sempre a disturbare, avanza Casapieri, destro-sinistro, Bertacca aspetta senza affondare in pressione Jordan. Casapieri avanza quasi fino al centrocampo, Casapieri largo a sinistra, buona azione del Pisa con Remedi, si coordina, va a cercare Capitan Luca Barsotti, non trova però quest'ultimo che si propone già da play basso, da regista davanti alla propria area virtuale d'area di rigore. Barsotti, Casapieri, petto e poi giù. Fazzini, avanza. Casapieri, Samb compatta, dietro ad aspettare contro un Pisa che fa paura per numeri. 5 vinte, 5 partite, 15 punti e vetta solitaria. 6 quelli arrivati qui a Praia Mare, come già raccontato prima, vittorie importanti e convincenti. Nel frattempo calcia alto Fazzini, non una conclusione indimenticabile, mettiamola così. Allora possesso Samb. Pressione alta di Barsotti, Hulk e Datigna. Bertacca intanto a staccare di testa. Possesso Fred, poi Fazzini cade a terra e alla fine la Samb recupera. Jordan allontana tutti. Ancora Jordan, giù, a pressione alta di Alessandro Remedi che prende anche un colpo. Jordan mette fuori il pallone. Ancora gioco fermo, 8:58, 0-0 in questo primo parziale alla Punto Cuore Beach Arena di Praia Mare. Il gioco riprende col pallone verso il secondo palo e la girata di Gabriele Gori finisce ad un soffio dal palo. Bertacca già dall'altra parte, Bertacca palla fuori, aveva comunque intuito Gabriele Barbagallo, non ha toccato. Prime 2 chance, una a testa per Energy Pisa e Samb. Barbagallo con il petto e poi a cercare lungo Fred. Datigna su di lui, aggressivo, forte, lo attacca. Fred ancora giù, questa volta si rialza subito il 20 in maglia Samb. Datigna avanza, finta di tiro, poi a sinistra verso Cicchi Ardel. Datigna, colpo di testa da parte di Catarino, un po' fiacco il possesso ancora della Samb. Fred
in verticale per Jordan, piantato, non aveva certamente intenzione di rincorrere quel pallone. Casapieri, 7:45. Ardil Cichier, Casapieri, Datigna. Casapieri a centrocampo, potente direttamente in curva. 7:29. Datigna prova a intervenire, bella girata di De Baptistis. È il primo tentativo appena entrato in campo, chiede scusa a Jordan, non ce n'è bisogno. Tentativo che ci sta a parte del 9, maglia Samb, classe 2004. Già protagonista alla selezione under della Samb, già protagonista nelle scorse estati. Targate Serie A Beach Soccer, siamo anche oltre live su YouTube, LND, Lega Nazionale Dilettanti, anche sui social, Instagram, TikTok e tanti contenuti, video, immagini. Bertacca nel frattempo, tiro murato, Datigna alimenta l'azione, palla in avanti, rovesciata a centimetri, Cicchi dall'1-0. Barbagallo, ingresso in campo di Vincenzo Curcio e prende posizione avanti accanto a De Baptistis. Eccolo servito il 9, De Baptistis contro Datigna. Casapieri a far su il pallone. Luca Remedi verso Hulk, pronti Barsotti e Fazzini a rientrare. Hulk lotta, esperienza di Jordan sul pallone col corpo in modo regolare a toccare verso Barbagallo. Curcio rimane in equilibrio e poi Casapieri con gran coraggio a prendere il pallone. Jordan è in netto ritardo, dice di no, il fallo però c'è ed è giusta anche probabilmente la munizione per il giocatore in maglia numero 8 della Samb. Un gioco interrotto, 6 minuti e 3 secondi, speriamo che stia bene Casapieri piuttosto. Giallo confermata Jordan, Casapieri sta bene, Datigna dice aspetta a cambiare, aspetta, la prossima, voglio calciare. No, non viene accontentato. Giù Datigna, calcerà Hulk, 10 gol segnati fin qui in questa Pool Scudetto 2026, girone unico, miglior marcatore del campionato. Hulk. C'è grande sportività, Jordan, Casapieri stanno parlando in maniera molto civile, molto serena. Joe gli dice, ma hai preso? E Jordan che sta provando in qualche modo a giustificarsi. Sono cose che capitano ovviamente, cose di campo. Datigna consigli preziosi per Alessandro Remedi dalla panchina. Barsotti intanto aspetta soltanto di rientrare. Hulk attraversa e pallone che torna verso Casapieri. Paragone Adriano in un interadinese, siamo molto vicini. Dal traversa a centrocampo, le distanze qui sono diverse, non siamo in un campo da calcio, però ok che non è una novità. Hulk fa tremare la traversa e quasi riprende il pallone per provare a calciarlo, non c'era grande margine per farlo, però la potenza di Hulk testimoniata in questo ultimo piazzato. Casapieri a centrocampo e poi Barsotti si coordina, calcia male. In un Inter udinese ovviamente di qualche anno fa, un brasiliano che fece tremare la traversa di San Siro. Qui invece ci prova da distanza Catarino. Luca Remedi, Barsotti dice aspetta, eccolo servito, viene incontro basso anche Fazzini a ricevere. Casapieri verso Fazzini, destro-sinistro, palla per Remedi, Barbagallo due volte. E poi la conclusione di Catarino deviata in calcio d'angolo. Samb piazzato, corner, 4,5. Rientra in campo Gori che si propone subito, non riceve perché c'è la buona lettura di Fazzini, 10 su 10. Non è meglio quello dell'Energy Pisa, ma il possesso ancora per la Samb. Gori, rovesciata, prende anche un colpo, si rialza Gori, Casapieri aspetta. Fazzini superato, si va da Alessandro Remedi.
Fazzini sulla sua verticale, preferisce Casapieri. Largo c'è Luca Remedi invece, Casapieri a centrocampo, ecco Luca Remedi. Al centro per Alessandro Remedi, prova a girarsi, finta Alessandro per Luca che cerca dalla distanza il palo lontano, non lo trova. Barbagallo intanto, bravo Reme, dalla panchina. Fabio Pugliese si fa sentire, panchina l'Energy Pisa. Fred va via commettendo però fallo, calcio di punizione Pisa, gioco fermo 3:39. Bertacca pronto a rientrare, forse anche Hulk. E dall'altra parte invece giù a riposare Fred. Rimane in campo Catarino, dentro Bertacca, rimangono Barsotti, Fazzini, Alessandro Remedi. Barbagallo intanto parla con gli arbitri. Fazzini, andrà lui. Il sinistro di Fazzini, Bertacca gli agevola un po' il lavoro, l'operazione, liberando cumuli di sabbia extra per un calcio più pulito. Vediamo se ne approfitterà Fazzini. Va al 10 con il sinistro, conclusione non un granché. Curcio di nuovo in campo, Barbagallo. Catarino indica a Curcio la zona da occupare. Non al meglio l'ha gestita la Samba questa possibile ripartenza, comunque costruzione con il suo portiere. Fazzini aspetta, Casapieri, Fazzini lungo, pallone che arriva verso Remedi, 1 contro 1 con Catarino. Remedi si ferma, va da Fazzini, lascia scorrere il pallone. Fazzini chiama il pallone Bertacca, giù con il petto, Casapieri largo, eccolo servito. Ultimi 3 minuti. Casapieri resta distante Gori, Casapieri per Bertacca, sponda che diventa un assist. Barbagallo sul pallone dentro Hulk e Latigna. Intanto cambi volanti, pronto a rientrare anche Jordan, forse al posto di Catarino. Dentro anche Cicchi, Erdil. Gori, rovesciata, schiena di Cicchi Erdil che rientra bene in campo. Motivatore Pugliese della panchina. Bravo Cicchi. Lì il pallone, Fred fuori verso Barbagallo. Bertacca si avvicina, Barbagallo la prende quasi con il mignolo, non un granché anche il suo tiro. Latigna, Cicchi Erdil. Casapieri avanza, ginocchio, ginocchio, ginocchio e poi Latigna, rimbalzo, Barbagallo, occhio perché è un po' sbilanciato il Pisa. Buono l'aggancio di Jordan che va giù, non c'è fallo. Latigna dice rialzati, lo invita a farlo anche in maniera decisa, poi mette fuori il pallone. Jordan indica il quadricipite, mai preso, mai preso. E Latigna lo guarda, vorrebbe non guardarlo, si mette a ridere. C'è grande rispetto tra campioni, ci si intende. (1:45) live, canale YouTube Lega Nazionale Dilettante con la regia di Andrea Puleo, da solo in cabina di regia. Assicuriamo Giampaolo Pasqualino, camera 2, e tutti gli altri, i ragazzi di Go Streaming che ci accompagnano in questa estate 2026 che è ancora lunga col beach soccer, anzi e poi scogliti per le finalissime. Casapieri a centrocampo, largo a destra, Latigna la mette giù e poi calcia! Latigna, la prima palla buona, la mette in porta, avanti il Pisa, 1-0. Casapieri con l'assist per Latigna, lo stop fa la differenza, lo stop è quello buono con il destro per poi con un mezzo esterno superare Barbagallo. 5, 10, 15 a mano per Latigna con la sua panchina. 1:34, l'Energy segna per prima e sblocca una gara un pochino chiusa.
De Baptistis, 1 contro 1 con Hulk, ci mette il corpo e Hulk gli strappa il pallone. Bertacca non affonda, pressione su Casapieri e rischia di farsi superare dal pallone. Datigna, altro controllo perfetto, ancora Datigna sui LED. De Baptistis, Datigna non interviene, non lo stop migliore possibile tentato da De Baptistis. Datigna davanti alla nostra postazione, lui che la gara l'ha sbloccata. Cicchiardil, Datigna. Finta di andare e di accelerare, poi rimane fermo. Casapieri, quasi a centrocampo. Datigna, tutti i palloni passano dal 20. Invita anche al movimento Hulk. Casapieri, Datigna schiaccia troppo il destro. Ultimi 30 secondi, c'è tempo ancora per una buona azione per la Samba per arrivare in porta. Fred nelle mani di Barbagallo. Largo Catarino, colpo di testa di Ciccardir che regala un calcio d'angolo al Samb. Tutti dietro, li vuole Datigna a coprire il primo palo. Jordan fuori, si scontra De Baptistis con Fred, si rialza e poi Fred, rovesciata fuori misura. Casapieri lascia correre il tempo, finisce qui la prima frazione alla Punto Cuore Beach Arena. Praia Mare 1-0 Pisa, riceve il gol di Datigna sul finire di questi primi 12 minuti. Pausa, poi di nuovo live per il parziale centrale tra poco. Di nuovo live da Praia Mare Punto Cuore Beach Arena in questo 11 luglio, penultima giornata qui e penultima gara a seguire. Cagliari-Napoli, pool scudetto, round numero 6 di quest'estate 2026. 1-0 Pisa, gol di Datigna. Pazzini, Barsotti, rientri in campo, ci sono anche per il Pisa Luca Remedi
e Alessandro Remedi. Cambio anche in porta, dentro Bernardeschi che ci prova da lontano. Rimane invece Gabriele Barbagallo a difendere i pali della Samb. Qui è mancato un po' di spunto in attacco. Ci ha provato Fred De Baptistis, poco altro. Fin qui è anestetizzato anche Gori. A pochi gol, a poche reti, ma un record assoluto per entrare ancora di più nella leggenda. Questa stagione sono 6 i gol di Gabriele Gori. Catarino per Jordan, Fazzini, spinta, si gioca. Remedi, i due Remedi, pallone a sinistra e Barbagallo si oppone al meglio su Alessandro. Barsotti, Bernardeschi, con il petto a sinistra Barsotti, il ginocchio, Fazzini, Bernardeschi, grande gestione. Luca Remedi, Bernardeschi, Fazzini, Gori in pressione su Alessandro Remedi e poi dietro verso Barbagallo, la Samb a ricostruire. Catarino, Fred, Barbagallo, Catarino, in avanti Jordan, anche Gori. Dalla distanza, Gori, dopo la conclusione di Catarino che era più un assist e un tiro. Remedi davanti alla sua porta con personalità, torna indietro, poi richiede il pallone a Bernardeschi, chiede scusa per non averlo servito. Luca Remedi, Bernardeschi, ginocchio, ginocchio e ancora Remedi. Torna indietro, la pressione di Gori lo costringe a rientrare. Bertacca a prendere il posto di Luca Remedi, Bernardeschi a calciare quasi in riva al mare. Barbagallo, veloce Barsotti dentro Hulk che va a occuparsi di Catarino. Si stacca Jordan, Gori con il petto prova a coordinarsi, Bertacca non lo lascia passare, poi ancora Gori, tocca per ultimo, rimessa all'Energy Pisa. Datigna dentro, lui che ha cambiato il primo tempo, il punteggio 1-0, 8,50. Vediamo se reglerà ancora qualche altro guizzo per tornare a illuminare la partita, anche il risultato e Praia Mare. E qui lo fa all'opposto, incartandosi, poi mettendo pressione, commettendo anche fallo. 8,33, calcio di punizione Samb. Datigna dice non è fallo, non è fallo. Contatto sembrava esserci invece. Catarino, un minutino buono, anche abbondante per preparare questa conclusione che a questo punto merita il meglio. Rincorsa di Catarino, tira nello specchio, ma senza impensierire Tommy Bernardeschi. Cicchiardil, Bernardeschi, Datigna, Hulk contro Jordan, si accentra Hulk e poi torna fuori. Bertacca la chiama, Curcio si avvicina, Bertacca non ha spazio per sterzare o per accelerare o quantomeno provare a farlo. Hulk, 1 contro 1 con Jordan, finta Hulk, non riesce però a recuperare il pallone, ci riesce sì, commettendo però fallo secondo gli arbitri.
calcio di punizione Samb. Ancora le proteste di Jordan, che continua a dialogare con grande frequenza con gli arbitri. Piraccini di Cesena e Susanna, fiammetta di Roma 2. Cichi e Curcio sono in mezzo e sono di troppo e non stanno rispettando le distanze del cono. Ancora Catarino, ancora rincorsa e poi destro quasi nei pressi della piazza, resistenza a Praia Mare. Altro tentativo così così. Cicchiardil mastica un po' il destro, facile per Barbagallo. Curcio, Catarino, Barbagallo, Curcio, buona palla al centro, sta arrivando Jordan che prova a sfondare, non ci riesce. Bernardeschi, Pisa però non accelera. Hulk contro Curcio, vediamo se riesce a arrivare verso il centro del campo, allontana tutte in isolamento Hulk. Per via centrale Cicchiardila si coordina e poi il rimbalzo vincente che beffa Barbagallo. 2-0, l'Energy Pisa a 7, anzi 6 e 54 alla fine del parziale centrale. Dopo Ratigna anche Cicchiardil, più 2 per i nero-azzurri. Adesso gara in salita per la Samba contro la capolista Pisa. Due gol da recuperare, Curcio con il sinistro, pallone troppo lungo per De Baptistis. Non ha creato granché la Samba in questo tempo e mezzo quasi. Nel frattempo Luca Crescenzo serve Bernardeschi. Il pallone c'è, si può riprendere a giocare. 6:40 adesso, Datigna. Barbagallo, il colpo di testa di Catarino, Bertacca, contrasto vinto a terra De Baptistis, Bertacca di forza, prova a calciare, Bertacca! Barbagallo, cosa stava facendo Bertacca? Ha vinto 2 rimpalli di pura forza, poi forse va anche commettere fallo, ma si gioca. Jordan, Bernardeschi sul pallone, Jordan quasi lo travolge. Si gioca, largo Hulk, Cicchiardil, pronto a rientrare in Fazzini, non è l'unico nel Pisa. Buon lavoro qui di Curcio, Cicchiardil forse allarga il braccio. Catarino, vediamo se calcia, alla fine calcia Catarino! Non lontano dal palo, non proprio la scelta migliore visto che il Pisa si è fermato. Bertacca Catarino, gli dice giù le mani, intervento degli arbitri. Bertacca poi viene richiamato prima dell'uscita dal campo. Bertacca è già in panchina nel frattempo, nel mentre. Ma invece viene richiamato Catarino, parla con Gori, chiede cosa è successo. È invitato a rientrare in campo Bertacca che aveva già praticamente la casacca addosso. Anche Catarino parla con Barsotti, tutto ormai chiarito. Anche tra i due, però un giallo a testa c'è l'ok per riprendere a giocare. Giallo anche per Alessandro Remedi. Fintille in una partita molto calma, almeno fin qui. 2-0 Pisa, Datigna e Cicchiardil la capolista del pur scudetto.
ancora gioco fermo. Peccato, si perde un po' il ritmo. È una partita che stava più in questo secondo che nel primo tempo accendendosi. E ancora gli arbitri a parlare con le due panchine. Ancora dialogo, ancora dialogo. Arbitri panchine. E gioca ancora fermo per segnare il tutto. Gli ammoniti sono 3: Alessandro Remedi, Catarino e Bertacca. E si riprende a giocare dopo tanto tempo. Bernardeschi quasi a centrocampo, calcia e diventa quasi un assist per Luca Remedi. Non riesce a trovare la porta per un soffio. Barbagallo, ancora Remedi a disturbarlo. Catarino a centrocampo, calcia. Un po' forzata questa scelta qui. Ultimi 5-20 di tempo centrale. Rientra in campo Fred, giù Jordan, Fazzini, Bernardeschi, Luca Remedi, torna da Bernardeschi, si muove tanto il Pisa, Barsotti si scambia per prendere la zona a sinistra del campo. Bernardeschi viene incontro a Fazzini, un po' di movimento, ancora Bernardeschi, Barsotti, sponda per Fazzini, la palla resta lì, ancora Fazzini per Barsotti, di nuovo Fazzini, lascia rimbalzare il pallone, poi tutto con il sinistro, oltre Catarino, recupera palla Gori. Barbagallo ottiene il pallone, Catarino largo a destra, si torna a scaldare Casapieri. Curcio prova a girarsi, Fazzini interviene senza commettere fallo e fa ripartire il Pisa. Occhio, 2 contro 1. Fazzini anche con la suola. Fazzini, sinistro, destra e palla in porta. 3-0 Pisa, segna Tommaso Fazzini, 4-22. E il Pisa si porta a +3. Ecco il replay immediato proposto da Go Streaming. E anche Fazzini, dopo il Cicchiardil, dopo Datigna, Pisa che si porta sul 3-0, sono in 3, Gori, Curcio e Freddi invece a lamentarsi con gli arbitri. Al contatto avvenuto poco prima del gol di Fazzini nell'area del Pisa che ha suscitato qualche polemica. E adesso si fa ancora più dura per la squadra di Oliviero Di Lorenzo. Catarino, Fred, Curcio e Gori, mentre è pronto a rientrare in campo Alessandro Remedi. Fred, Catarino, spezzano il raddoppio, bella giocata, Catarino con il sinistro, debole il Pisa allontana, Barsotti, pallone recuperato dal Pisa con Luca Remedi, poi Fred in scivolata. Viene aiutato a rialzarsi da Luca Remedi, alla fine si rialza da solo, giù a riposare Cicchiardil. Fazzini con le mani, chiama il pallone Bernardeschi. Luca Remedi. Alle sue spalle Alessandro Remedi. Bernardeschi, si muove anche Fazzini. Cercato Luca, Fred con il petto, allontanato Remedi, si gioca, cerca Sombrero, persa, recupera Alessandro Remedi, vince il contrasto, poi prova a coordinarsi, non trova il pallone, Catarino 1, 2, 3, 4 volte e gara che si sta un po' incattivendo. Catarino fa la voce grossa con Alessandro Remedi, Bernardeschi largo a sinistra per Fazzini, pronti 4 nuovi del Pisa per proseguire con la staffetta. Giù Fazzini, dentro Datigna. Anche Bertacca vuole rientrare, fa segno agitando la pettorina ai suoi
Intanto Hulk per Barsotti, Datigna, Hulk, spazio, Hulk, entra quasi in porta col pallone, non può mancare nel poker del Pesa anche il capocannoniere della Pool Scudetto. Sono 11 in campionato per Hulk, 2,58 l'Energy che dilaga, tensione in campo. Con rispetto, dice Barbagallo, tutto nasce mentre Jordan applaude ironicamente la panchina del Pisa. La gara, l'abbiamo detto, si è accesa dopo quel contatto Catarino-Bertacca, mentre Casapieri dice avete cominciato voi. Botta e risposta panchina-campo, campo-panchina. Chiaro che alla Sam non aiuta nemmeno questo 4-0 che sta diventando cominciando ad essere pesante. E vediamo adesso come verrà gestita poi anche dagli arbitri, dai giocatori in campo, questo tempo abbondante che manca alla fine, mentre Marrucci dice pensiamo a noi. In piedi Barsotti, centrata Samb, Jordan potente, Bernardeschi 2 volte, la seconda sul pallone mettendoci la testa, anche il corpo e facendosi male. Speriamo nulla di grave. Giù Bernardeschi, si rialza intanto in piedi. Prima buona notizia, problema alla mano sinistra, al polso sinistro per Bernardeschi. Casapieri accelera, intensifica il riscaldamento, polso sinistro. Tommy Bernardeschi chiede scusa Jordan, in realtà non c'entra nulla. Si riprende a giocare, forse ancora no perché Bernardeschi lamenta ancora problemi al polso, lascia lì. Ora sì, di nuovo start sulla partita in questa sesta giornata Pool Scudetto, girone unico per il 2026. Datigna, Cichiardil, regalo per la Samb, arriva anche Jordan, tacco per lui, morbido il destro, palla sul secondo palo De Baptistis, non calcia in porta, calcia quasi all'indietro. Hulk, movimento e contromovimento, poi con il petto ancora Hulk, grande aggancio, Catarino lo porta giù. È chiaro che con un contatto così non può cadere per terra Hulk, lo sanno gli arbitri, lo sa anche lo stesso Hulk, infatti non protesta. Catarino con esperienza torna indietro. Barbagallo, Pisa si mantiene caldo in panchina, Barbagallo con il destro, assist, conclusione che finisce lontana dallo specchio di Fred. Qualcosina ha creato la Samb, troppo poco però per impensierire un Pisa che la sta gestendo per niente male questa sfida. Bernardeschi fino a centrocampo, calcia Hulk, pallone che sarebbe molto probabilmente uscito, comunque lo tiene in campo, alimenta l'azione dei nerazzurri. Cichiardil 1 contro 2, torna indietro, Bertacca. Hulk, Catarino torna indietro, lo fa correre tantissimo, o comunque lo fa muovere, Catarino lo guarda negli occhi. Hulk a sinistra col destro, Catarino gli dice che qualcosa, un po' di trash talking tra i due, stuzzica Catarino, continua a dire qualcosa, la lotta a distanza, a meno a parole continua. Bernardeschi per Datigna che la pianta lì, la incastra nell'incrocio, sono 2 per lui, sono 5 per il Pisa, è un top goal di Datigna. Il top goal di Datigna, 1 minuto e 22 secondi alla fine del secondo parziale, 5-0 Pisa. Adesso si fa sempre più dura per la Samb restare dentro questa partita. Hulk ne porta 2 a spasso, poi viene fermato regolarmente, arriva Jordan, Barbagallo. Ancora per Jordan, entriamo adesso nell'ultimo minuto, poche idee e anche sotto pressione la Samb con il Pisa che sta lasciando poco e niente alla squadra di Oliviero Di Lorenzo, anche in fase di gestione, occasioni le avete viste, poche
le poche non sfruttate. Dall'altra parte il Pisa continua invece a martellare con quasi tutti i suoi giocatori. 2 da Tigna, uno Cecchiardini, uno Fazzini, uno Hulk, tutti hanno partecipato a quella che per certi versi appare e ha tutte le sembianze di una bella serata per confermarsi la sua invetta. Bertac. Gatigna controlla anche spazio. Catarino su di lui, lo sfida 1 contro 1, torna indietro da Bernardeschi. Ancora Gatigna. Cicchiardil al centro, Bertacca a tempo anche di girarsi, si è girato Bertacca anche con gli effetti speciali, finte destro nella porticina alla sinistra di Barbagallo. 6-0, sa tanto di game set e match, mancano 12 minuti, Pisa dilaga, ma quello che preoccupa è un po' l'atteggiamento della Samb. Chiaramente non può essere nemmeno dei migliori il morale, timidissima la reazione. 6 gol sono tanti, pesano. Non è riuscita mai a rispondere la squadra di Lorenzo ad un Pisa che si diverte anche adesso. Cinque decimi e non c'è neanche tempo per calciare per Catarino. Pisa 6, Samb 0. Ultima pausa, poi di nuovo live, canale YouTube Lega Nazionale Dilettanti. A tra poco.
Di nuovo live, punto cuore Beach Arena, Praia Mare, estate 2026, Serie A Beach Soccer, Puscuretto girone unico, avanti 6-0 il Pisa sulla Samb. Conclusione deviate, palla in calcio d'angolo. Bertacca, Hulk, Fazzini, Cicchiardil, 2 Latigna a timbrare il 6-0 ad inizio ultimo parziale. Colpo di testa di Mogavero, ieri grande protagonista nella Coppa Italia Under 20 nel successo dell'Energy sul Napoli, qui a Praia Mare, primo storico successo all'Under 20 nero-azzurra targata l'Energy. E Pisa che si avvicina nella Pol Scudetti invece alla 6ª vittoria in 6 partite con la differenza reti migliore fin qui. I presupposti ci sono per confermare il tutto, mancano quegli 11 minuti per certificare la vittoria Praia Mare. Barsotti, Catarino lascia lì il pallone lungo, Mogavero, Casapieri, cambio in porta nel Samb dentro Giordani per Barbagallo, anticipato a Casapieri con il fallo. (10:47), Casapieri si è ripreso, c'è anche Gorili a sincerarsi delle sue condizioni, non una serata facile per la Samb. E ieri invece aveva vissuto un pomeriggio ben diverso, successo 4-2 contro il Cagliari nella gara giocata alle 14:15. Dalla distanza il tentativo di Alessandro Remedi finisce alto. E allora Giordani. Jordan. Alle spalle resta Gori. Sta arrivando Catarino. 1 contro 1. Torna fuori da Catarino. Calcia male. Domani 2 squadre in campo. Il Pisa alle 11:15 contro il Città di Milano. Intanto Fazzini aggancia in area di rigore, poi torna fuori contro Gori, costretto addirittura a tornare verso Casapieri che va giù. Fallo su Casapieri, piazzato in arrivo per il Pisa in 2. Jordan, si lamenta Gori. Gioco fermo, 9:59. Dicevamo, Pisa in campo domani alle 11:15, la Sammy invece alle 18:30 sfiderà sempre qui a Praia Mare l'Eccoris di Viareggio nella 7ª giornata per l'8ª. Se ne tornerà a parlare ad Anzio. 24 luglio, derby Pisa-Viareggio, mentre la Samba sarà impegnata contro il Napoli. Barsotti dalla distanza non va lontano dal bersaglio, sfiorando il gol del 7-0, mentre Catarino ha trovato qualcosa sotto la sabbia di, sembra anche questo voluminoso, stanno scavando. Alessandro Remedi e Catarino che hanno trovato, ecco, una pietra. Luca Criscezzo prontamente, su concessione di Catarino, porta il tutto fuori dal rettangolo di gioco. Eh sì, ha fatto bene Catarino, anche perché oltre ad essere grande, pietra piuttosto pesante, pericolosa. Gori si coordina, non riesce a trovare la porta, va anche lontano all'esterno della rete. 9:30, ricordo poi l'appuntamento a seguire sul canale Beach Soccer Italia con la 6ª giornata di Pul Scudetto girone unico per il 2026. Cagliari-Napoli per chiudere questo penultimo giorno assieme a Praia Mare. Hulk controlla, prova a girarsi, non ci riesce.
Fred, centrocampo, largo Catarino, accontentato. Torna indietro verso Nicolo Giordanic, lui per Barbagallo. Datigna lascia sfilare. Casapieri. Edson Hulk. Datigna. Aspetta la Samb con Gori, con Fred, con Jordan, Bertacca. Tocca all'indietro, Casapieri. Largo Hulk, Datigna. A uscirne il Pisa con Bertacca in verticale per Datigna. Catarino direttamente in porta. Non va lontano dai pali. Ci prova la Samb a rendere meno amaro questo 6-0 pesante. In una gara in cui la squadra di Italiano ha faticato un po' in tutto e per tutto. Recupera palla Cicchiardile, che poi si coordina, porta praticamente spalancata. Sono 7 del Pisa con Cicchiardile che invece timbra la doppietta a 7,48, rovescia la Samb a -7. Seconda doppietta dopo quella di Datigna, si va ad aggiungere alle reti di Bertacca, di Hulk e di Tommaso Fazzini a 7,48 dalla fine. Catarino, Curcio, assist De Baptistis, c'era la possibilità di fare meglio, non trova però, non impatta al meglio il pallone. Marrucci nonostante il 7-0 ne ha di cose da dire ai suoi. Vuole un Pisa perfetto. Catarino non una gran palla, non una grande idea. Si è un po' scollata la Samb dopo il 4-0, dopo la giocata da centravanti di Bertacca e anche il gol. Qui recupera Jordan, Catarino con il petto, Jordan. Quasi in surplus. Cicchiardile aveva anche margine per provare a calciare, non ha stoppato, non ha controllato bene il pallone. Catarino lungo a cercare Gori, il colpo di testa a mettere fuori De Pugliese e poi Catarino alto, il suo mancino. Ultimi 6 in arrivo, Fazzini e Barsotti pronti a rientrare in campo. Bertacca, Casapieri, Alessandro Remedi. Bertacca con il petto, finta contro Jordan, prova a spostarlo, non lo spostano però. Bertacca, assist per Pugliese che era appostato, attaccato al secondo palo. Fazzini, finta, cambio di gioco un po' sballato, mancava Bertacca, poi la corsa, lo strappo di Alessandro Remedi. Casapieri di testa, Giordani fa sul pallone. Gori, no, è Curcio. Gori osserva il tutto alla panchina. Catarino per Jordan. Ritmi notevolmente più bassi rispetto ai due tempi precedenti. Giordani. Un grazie anche a Stefano Scuderi per tutto. Video, contributi. Mentre la Samb non riesce a concludere qui. Ovviamente anche al team Go Streaming per le dirette. Torneremo domani sul canale YouTube LND a seguire Beach Soccer Italia per la gara, l'ultima di giornata tra Cagliari e Napoli. Giordani.
Fazzini. Si è staccato Mogavero, Fazzini lo serve, vediamo se ci prova Mogavero, sempre col sinistro, questa volta risponde Giordani, lo stesso sinistro che ieri ha fatto malissimo a Napoli nell'extra time della finale di Coppa Italia Under 20, e qui ci riprova, impensierendo un altrettanto bravo Nicolò Giordani, tratta al posto di Barbagallo tra i pali della Samb. Fazzini. In verticale per Remedi Barsotti, la posizione era anche giusta, non riesce però a chiudere verso la porta, a centimetri il Pisa dall'8-0. Casapieri in verticale per Barsotti, è una buona palla, Giordani aspetta e ci mette il corpo. Ancora Giordani. Catarino vuole un po' di movimento, un po' statico davanti all'attacco della Samb, rovesciata che finisce lontana dalla porta, difesa da Casapieri. Ultimi 2 minuti e mezzo. Mogavero. È partito Remedi, Alessandro Remedi, viene però ignorato. Barsotti, di vicino anche Mogavero. Rovescia Barsotti, parte posteriore del palo della traversa. Jordan contro Alessandro Remedi, sta arrivando anche Mogavero. Ancora 1 contro 1, prosegue e poi la rovesciata fuori misura di Gori, gioco fermo. 4 cambi, rientra in campo Bernardeschi, Datigna, Pugliese, Cicchiardì, fuori Fazzini, fuori Barsotti, fuori Casapieri e fuori anche Alessandro Remedi. Datigna mette giù, vediamo cosa inventa. Morbido, Mogavero si coordina col sinistro e ancora Mogavero ci prende gusto alla rovesciata su assist di Datigna. Giordani e Jordan, diciamo che se c'è intesa col nome non c'è lo stesso, almeno in questa costruzione qui. A livello di intesa sul campo, Bernardeschi lascia scorrere per Mogavero, pensa per un attimo al tiro. Pugliese, finta Mogavero, torna indietro da Datigna con personalità, il classe 2005 in maglia nerazzurra. Ancora Mogavero, servito da Bernardeschi, prova ad andare in verticale, la perde. Catarino sul pallone per Jordan, di nuovo Catarino, prolunga Gori, si coordina, rovesciata, cerca il primo palo, palla fuori, non c'è deviazione. Datigna a spazio, è in ritardo Gori, Datigna, bravo Giordani a metterci il corpo, vicino alla tripletta Datigna, mentre è pronta ad entrare Alessandro Remedi. Datigna con l'esterno, dentro come anticipato Remedi, eccolo qui servito. Bernardeschi, ultimi 55 secondi. Bernardeschi quasi a centrocampo, Datigna sponda al centro per Pugliese, rimbalzo non lo favorisce, poi Pugliese rovescia, deviazione, palla in calcio d'angolo, un successo che regala al Pisa un posto aritmetico alle Final 8, mentre Remedi completa la festa. Alessandro Remedi, l'assist di Datigna, Pisa 8, Samb 0 e che serata per i nerazzurri. Il replay con Alessandro Remedi completamente libero di colpire di testa e battere l'incolpevole Nicolò Giordani a 30 secondi dalla fine. Pisa 8, sempre più primo, 18 punti, 6 partite, 6 vittorie, come detto un posto sicuro alle prossime Final 8 della Pur Scudetto
Girone unico 2026, virtualmente primo, anche se non c'è la certezza aritmetica con 3 giornate d'anticipo, ma lo è, come detto, in maniera virtuale. FQ ha dimostrato con un percorso netto di essere, ripeto, fin qui, fino a Praia Mare, la squadra da battere nella pool scudetto, anche se l'equilibrio, come avete visto, come ben sapete, tanto in questa stagione per il 2026. 7, 6, 5 da Tigna, mette fuori il pallone, ma in realtà praticamente non c'è più tempo, c'è 1 secondo e 8 decimi. Si gioca, finisce qui, vince ancora il Pisa che non si ferma più. 6 partite, 6 vittorie, primo posto in classifica, 18 punti, 8 gol segnati alla Samb, Bertacca, Hulk, Fazzini, 2 Ardil, 2 da Tigna e poi il gol di Alessandro Remedi per l'8-0 che sigilla partita e primato nella pool scudetto. Grazie da Giovanni Poggi. Alla prossima e a domani soprattutto da Praia Mare. Ora Beach Soccer Italia, la diretta di Cagliari Napoli. Ciao.